Buongiorno da Renzo Michieletto, ben ritrovati con una nuova puntata di Radio Veneto Agricoltura che quest'oggi dedicheremo ai monitoraggi faunistici, ad alcuni tipi di monitoraggio che vengono effettuati in alcune aree della rete Natura 2000 gestite da Veneto Agricoltura. Monitoraggi che servono per conoscere quell'ambiente, quella tipologia di ambiente, in particolare per conoscere lo stato di salute di quell'ambiente, di quell'area, e quindi parliamo di questo con il collega di Veneto Agricoltura, il dottor Jacopo Richal, esperto faunistico, al quale, ciao Jacopo. Ciao Renzo. Allora, innanzitutto cerchiamo di inquadrare questo tema. Perché si fanno questi monitoraggi faunistici? Dove si fanno? Perché si fanno? Veneto Agricoltura gestisce una serie di aree del demanio regionale che hanno una notevole importanza da un punto di vista naturalistico. Sono aree inserite in una rete della Comunità Europea che si chiama Rete Natura 2000 e sono importanti per la biodiversità che presentano. Quali sono? Così identifichiamo immediatamente. Quali sono queste aree? Sono diverse, quelle su cui stiamo lavorando in particolare, abbiamo lavorato quest'anno. Ad esempio sono la riserva naturale integrale di Bosco Nordio o la foresta del Cansiglio. Ricordo che per chi è interessato alcune puntate sono state già dedicate al Bosco Nordio e alla foresta del Cansiglio, per cui tutte queste puntate sono tutte collegate sotto un certo profilo, e quindi se si vuole, oggi approfondiamo un determinato tema, appunto i monitoraggi faunistici a Bosco Nordio e in Cansiglio, ma se si vuole approfondire queste e avere maggiori conoscenze e informazioni su queste due aree, ci sono delle puntate a disposizione sul sito internet di Veneto Agricoltura. Prego, scusami Jacopo. Ecco, queste sono aree, sono dei veri hotspot di biodiversità e sono state scelte proprio dalla Comunità Europea perché in esse sono presenti degli habitat e delle specie animali o vegetali di particolare rilevanza, possiamo proprio definirle specie di interesse comunitario. Specie quindi che sono presenti in alcune direttive della Comunità Europea, in particolare la direttiva Habitat e la direttiva Uccelli, per la loro rarità all'interno dei territori della Comunità Europea. Quindi in pratica io svolgo un'azione di monitoraggio per capire che tipologia di animali vive in quell'area, sì, per capire lo stato di salute di quell'area. Sì, in pratica è come misurarne la febbre in qualche modo. Cioè noi abbiamo delle aree che ci sono state consegnate in uno stato di conservazione con un certo tipo di biodiversità presente, un certo livello di biodiversità, e periodicamente andiamo a verificare che questo livello di biodiversità sia stato mantenuto a quel grado, oppure ancora meglio se siamo riusciti attraverso la nostra gestione a elevarlo ulteriormente. Bene, quindi in pratica un'azione di monitoraggio che si pone l'obiettivo di aumentare la biodiversità di quella determinata area. Sì, verificare appunto se attraverso le nostre azioni di gestione siamo riusciti a mantenerlo, oppure appunto meglio ad aumentarlo, come nel caso di Bosco Nordio. Certo. Come avviene tutto questo? Queste azioni come si svolgono? I monitoraggi sono svolti attraverso dei protocolli, cioè non li facciamo a caso, non è che noi inventiamo il modo per controllare se una specie è presente, quanti individui sono presenti di quella specie. Utilizziamo dei protocolli, delle linee che sono definiti da delle linee guida date dall'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale, quindi un ente anche di consulente del Ministero dell'Ambiente, riconosciuto a livello nazionale e internazionale, e sulla base di queste guide linea noi cerchiamo di adattare praticamente quelli che sono i metodi di protocollo alle situazioni locali delle nostre aree. Ovviamente non si può agire su tutte le specie, ma ci sono le cosiddette specie ombrello. Sì, noi agiamo in realtà su due tipi di specie. Le specie ombrello, che sono quelle che in qualche maniera sono rappresentative di una situazione generale dell'area, perché hanno delle esigenze ecologiche particolari. Mi porti un paio di esempi così per capire bene. Una specie ombrello può essere il pelote fosco, ad esempio, che è una specie, il rospo della Vanga, che è presente a Bosco Nordio
in seguito proprio tra l'altro in questo caso è proprio un esempio di aumento della biodiversità, perché l'abbiamo introdotto e si è ben adattato a quest'area. Ed è una specie molto esigente dal punto di vista ecologico, ormai è scomparsa in gran parte della pianura padana. E un'altra specie è una specie che paradossalmente non è presente nelle liste della direttiva, ma è il tasso, che è un mammifero di taglia media, e del quale abbiamo delle ampie conoscenze per quanto riguarda Bosco Nordio, e in generale sappiamo che nella pianura padana è diventato ormai raro perché ha bisogno di una conformazione ambientale piuttosto strutturata e non ama particolarmente le pressioni umane, la presenza dell'uomo. Quindi possiamo tradurre quello che hai appena detto in questo modo: se in una determinata area sono presenti queste specie, vuol dire che quell'area di salute sta bene. Sta bene, sì. E probabilmente sono presenti molte altre specie, tra cui molte delle specie che sono presenti negli allegati delle direttive comunitarie. Dicevi anche il Cansiglio, quindi? Sì, in Cansiglio abbiamo iniziato quest'anno con dei monitoraggi su su 3 specie di anfibio, l'ululone, cioè, il tritone crestato e la salamandra nera, specie di cui si conosceva relativamente poco. In Cansiglio si trovano dove esattamente? Beh, l'ululone è un po' una specie fantasma perché compare e sparisce in varie lame. Quest'anno l'abbiamo trovato soltanto in una lama nella foresta. E il tritone crestato utilizza soprattutto le lame della piana di ambienti aperti, quindi fuori dal bosco, e mentre la salamandra nera, la salamandra alpina, è diffusa abbastanza comunemente all'interno delle foreste della nostra. Quindi nel contesto di questi monitoraggi voi raccogliete dei dati, quindi in termini pratici cos'è che fate? In pratica noi verifichiamo innanzitutto la presenza della specie, poi per certe specie stimiamo la dimensione della popolazione, se è una popolazione grande oppure piccola, e in certi casi addirittura li contiamo. Nel caso delle testuggini palustri, ad esempio, attraverso un sistema di marcatura noi possiamo riconoscere gli individui e quindi sapere di quanti individui è composta la popolazione, ad esempio, di testuggine palustri di Bosco Nordio. Quindi questa azione di valutare lo stato di salute di una determinata area che Veneto Agricoltura svolge nel Veneto, poi viene, come dire, assemblato un lavoro che viene fatto in maniera analoga in altre regioni. Sì, in pratica nelle altre regioni i dati che noi raccogliamo e che andremo a raccogliere con una frequenza regolare saranno integrati con quelli raccolti dai gestori delle altre aree per valutare per ogni habitat e per ogni specie lo stato di conservazione a livello regionale. Queste informazioni regionali poi confluiscono al Ministero, il quale stila ogni 6 anni un rapporto sullo stato di conservazione a livello nazionale e i dati vengono inviati quindi alla Comunità Europea. Quindi dal livello regionale si passa al livello nazionale, poi tutti gli Stati membri raccolgono i loro dati e li trasferiscono all'Unione Europea. Certo. L'Unione Europea che pubblica periodicamente un report sullo stato di salute dell'Unione Europea. È una maniera per verificare come sta funzionando proprio il sistema di gestione delle aree della rete Natura 2000. Abbiamo accennato all'Unione Europea, è partito un progetto tra l'altro, no? A livello europeo, Impreco, che non è un acronimo, e ci spieghi, ci dici 2 parole, visto che è un tema collegato. Beh, il progetto Impreco è un progetto che ha come scopo quello della valorizzazione della biodiversità attraverso lo sfruttamento dei cosiddetti servizi ecosistemici. In pratica noi vogliamo sviluppare anche proprio delle economie basate sulla presenza di questo elevato livello di biodiversità nelle nostre aree. E anche in questo progetto appunto facciamo dei monitoraggi che servono a valutare che questo sfruttamento della biodiversità, ad esempio, che può portare a un incremento della presenza dei visitatori all'interno delle nostre aree,
non vada in conflitto con la biodiversità stessa. Quindi noi dobbiamo creare un sistema sostenibile, quindi creare economia conservando comunque quel livello di biodiversità che avevamo certo, prima di questa quindi ben vengano i visitatori, sì, ma che siano anche rispettosi. Sì, tra l'altro non saranno solo rispettosi, ma saranno proprio coinvolti in questo sistema di controllo, perché Impreco prevede dei monitoraggi semplificati e che verranno affidati proprio al visitatore stesso. A Bosco Nordia, ad esempio, pensiamo di far censire le testuggini terrestri dagli stessi visitatori. Quindi la testuggine terrestre che è un animale che potrebbe essere in qualche modo danneggiato dalla presenza dei visitatori, in realtà potrebbe addirittura avere un beneficio dalla presenza dei visitatori, perché questi andranno a segnalarci ad esempio i siti dove queste testuggini depongono le uova, oppure la presenza di eventuali testuggini appena nate. Perfetto. Jacopo, il nostro tempo si è esaurito, io ti ringrazio per le informazioni che ci hai fornito, un argomento davvero interessante. Ricordo a chi ci ascolta, chi ci vede, che sul sito di Veneto Agricoltura è possibile raccogliere tutte queste informazioni anche sui progetti europei che stiamo portando avanti, e se volete approfondire, seguire, ascoltare le precedenti puntate di Veneto Agricoltura, alcune delle quali dedicate proprio alla biodiversità e ad altri temi collegati alle aree che Veneto Agricoltura sta gestendo. Grazie per averci seguito e ci diamo appuntamento a giovedì prossimo. Buongiorno.